Sentiero dei Militi, sentiero che è il più antico sentiero che sale sul Monte Iato. Arriva e raggiunge quella che è la Postierla, nota archeologicamente come la più piccola porta secondaria di accesso alla città. Abbiamo raggiunto il Pizzo, un posto bellissimo, panoramico, a più di 800 metri di altezza, in cui abbiamo visto le due vallate, quella dello Iato e quella del Belice destro. Quindi un'area produttiva, ricchissima, in cui da almeno archeologicamente noti 6.000 anni l'uomo agisce e opera. Io sono un archeologo, sono Antonio Alfano, direttore del gruppo archeologico Valle dello Iato. Non è un territorio solamente produttivo, ma è un territorio produttivo grazie alla buona gente che ha agito in questi anni. Anni che poi diventano millenni. Quindi il sistema delle coltivazioni. Oggi lo Iato è famosissimo per il vino, l'olio, il formaggio. Vi aspettiamo e vi invitiamo a seguirci sui nostri social per promuovere questo bellissimo territorio.